È una sottosezione molto importante perché intanto abbiamo la progettazione, ma abbiamo già la concretezza di avere anche le risorse per la realizzazione. Un'infrastruttura che consentirà di alleggerire il traffico in entrata a Jesolo anche in vista della realizzazione della Via del Mare. L'accordo di programma per la bretella di prosecuzione della Regionale 43 in direzione Cortellazzo è stato sottoscritto dal Comune di Jesolo con Veneto Strade e Regione Veneto. Nella manovra IRAP che viene inserita nel bilancio di fatto c'è anche la previsione dell'apertura di un mutuo dove il bilancio mi mette a disposizione 50 milioni sul 2026 che io senza alcuna esitazione ho destinato alla bretella di Cortellazzo. Il documento sottoscritto prevede l'impegno del Comune a trasferire a Veneto Strade il progetto esistente risalente al 2010 del raccordo stradale per aggiornarlo, predisporre lo screening ambientale e sviluppare il progetto esecutivo. Un'opera pensata qualche decennio fa che si completa con la realizzazione del Via del Mare e che dà un'accessibilità facile, veloce verso quelle che riteniamo siano delle località importanti dal punto di vista quantitativo e qualitativo dell'offerta turistica del Veneto. Che abbiamo stimato, questi sono i calcoli, può contribuire a distogliere fino a un 30% di veicoli che oggi invece vengono riversati sulla via Roma Destra, sulla viabilità verso il Picchi e verso Cavallino, portandola appunto verso Lido Est. Il raccordo avrà una lunghezza complessiva di circa 4 km. Se l'iter autorizzativo procederà secondo i programmi, si prevede di concludere la fase progettuale nel 2027. Poi seguirà la cantierizzazione per arrivare alla consegna dell'opera entro il 2029.